Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a Dio, Signore. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla del suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoche e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più grave. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi le gettavano molte, ma venuta una vedova povera vi gettò 2 monetine e fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo, lei invece nella sua miseria vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore. Gloria a Dio, Cristo. Allora, come già abbiamo fatto le altre domeniche, ecco, insieme a voi, ecco, voi ragazzi, vogliamo, ecco, capire la parola di Dio che abbiamo appena ascoltato e ci soffermiamo, come sempre, soprattutto sul brano del Vangelo. Ecco, e qualcuno mi sa dire che cosa ha parlato il Vangelo? Se ci sono stati dei personaggi? Avete sentito qualche nome che forse? Me lo sapete dire? C'è stato un personaggio in questo Vangelo? Chi è? Una donna. Una donna, ma che era questa donna? Vedova. Voi sapete chi è la donna vedova? Che è una donna che non ha il marito, perché il marito è morto, morendo.
scrivere. Lo scriba al tempo di Gesù chi è? Era l'unica persona che sapeva scrivere. Lo scriba è, attenzione, una persona molto intelligente che sapeva spiegare
messo tutto quello che aveva. Allora Gesù, che qual è l'insegnamento che Gesù ci vuole dare? Gesù non sta dicendo stamattina aprite i portafogli e gettate tutto, momento. Dice Gesù, non è la quantità che è importante, ma è la qualità, cioè come le doniamo le cose. E allora qui è la questione del cuore. Vi faccio un esempio molto semplice per voi ragazzi, no? Scusate se prendo sempre un po' la famiglia, la scuola. A scuola penso si fa ancora la merenda nella giornata, no? È vero, no? Può capitare, no? Io non so come così, no? Che forse io porto il panino, Cile si porta la cioccolata, lui si porta il biscotto, allora cosa succede? Mi dai un biscotto, io ti do un po' di questo, un po' di quello, Questo è bello, saper condividere, però quante volte abbiamo detto all'amico, no? Ma non la tenda, non deve niente. Mangia amici. È vero. Quante volte allora? Vedete, non ci comportiamo anche con questo gesto come Gesù ci chiede di comportarci. Ma che tempo fa? Per favore, la tenda. È vero, l'abbiamo detto qualche volta. O ancora di più, può capitare, che forse qualcuno non si è portato la merenda a scuola. Dice, me ne dai un po'. Tu ce lo dai pure. Però mi raccomando, a questa volta te lo togli. Questa virgola invece, ecco, non ha pensato a dare tanto che non vedeva niente, ma ha donato quel poco che aveva, ma lo ha donato con il cuore, l'ha donato con amore. Allora c'è questa donna, per parlare con i più grandi, si è fidata di che cosa? Di Dio, si è fidata della provvidenza. Non vi dimenticate però, la provvidenza di Dio non è come non ci sta niente, ma anche sulla faccia di la provvidenza di Dio, camminato con i piedi per terra. La provvidenza di Dio non è una che nasce la cifra delle gambe. La provvidenza è sapersi fidare di Dio, sapendo che Dio non fa mancare niente a nessuno. Forse vi è capitato in qualche episodio della vita così anche semplice, in cui qualcuno vi ha chiesto dal nostro, mannaggia, tempo solo però tu. E allora così non è andata tua, c'è di imparare a fidarsi di Gesù, a non essere egoisti, a non essere chiusi, ma saper condividere con il cuore. Ieri diversi sono allora no, vi ricordate cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un cuore. Che cosa rappresenta quel cuore? Il nostro cuore. Dice, parlava della parte del consapevolizzare, vi ricordate che dobbiamo imparare a imitare il cuore di quel samaritano che si è fermato e si è preso cura di quell'uomo mezzo morto. Allora questo, tenersi lontano dagli spiriti, da quelle persone che dicono cristiani, però non vivono sempre da cristiani, dobbiamo essere cristiani sempre, a casa, a scuola, in chiesa, in mezzo alla gente. Questo dobbiamo fare e soprattutto dobbiamo imparare a donare con gioia quel poco che noi abbiamo. E un'ultima parola da dire a voi. In questi giorni, è vero che stiamo sentendo di tanti colori, di questi scandali sulla Chiesa. Va bene? Io dico, è vero.
stessa, semplice, se non vengono fuori certe cose, uno non ne avrà mai coscienza di quello che è, però attenzione, io stamattina non è che voglio difendere o discriminare la Chiesa, no? Proprio questi episodi di cronaca ci mostrano di ecco la Chiesa, ecco la Chiesa. Vedete, ritornando al Vangelo, i soldi dei ricchi, quando li buttavano nelle offerte, se sentivi il rumore di Dio, va bene? E i due monetini della pentola non si sente il Dio. Voi sapete che la voce di sacca non fa sapore. Noi vediamo sempre il male, ma non pensiamo anche a quanto bene fa la Chiesa, e che allora dobbiamo avere una prospettiva un po' diversa. Perché non sbaglia solo la Chiesa, sbagliamo tutti quanti, tutti noi, in tutti i campi. Si sbaglia, bisogna essere anche redarguiti per lo sbaglio che si è fatto, però guardiamo sempre anche al bene che ci sta, ecco, nella Chiesa. Dice il Papa vedete come sta facendo bene le cose, se sta vendendo tutti i beni della Chiesa, non è. Papa Francesco ha detto, non fa capire bene la parola. Dice, lo posso fare andare a vendere la pena di Michelangelo? Diremo quello patrimonio. Cioè, allora, ecco, capiamo bene le situazioni. Allora, Gesù ci invita proprio a questo. Ci invita a essere liberi da tante cose che a volte ci appesantissano, perché dobbiamo pensare che la nostra unica ricchezza è Gesù. Chi ha Gesù impara anche a sapere donare con ciò. Dice Salva, c'è più gioia nel donare che nel ricevere. E il Signore ci aiuti a realizzare questo impegno nella nostra vita.
ascolta il grido di quanti sperano in Lui. Preghiamo insieme dicendo tutti: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, perché sia sempre il luogo dell'accoglienza, per tutte le situazioni di povertà e di indigenza, lo scarto di molto misericordioso del Padre. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti hanno maggiori disponibilità economiche, perché lontani dall'ostentazione si aprano alla sollecitudine verso gli ospiti le situazioni di difficoltà. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti coloro che svolgono queste attività di volontariato, perché interpretino la loro opera come riflesso dell'amore con il quale Cristo ha amato l'umanità. Preghiamo. Per ciascuno di noi, perché è di sempre giudizio temerario e accoglie i fratelli con la stessa carità di Cristo. Preghiamo. Signore, Padre Santo e Potente, abbiamo posto nel tuo cuore le nostre intenzioni di preghiera, fiduciosi che tu ascolti la nostra voce, esaudisci la nostra supplica, sei per la tua gloria, per il nostro bene e per quello di tutta la Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Senti. nell'attesa della domenica senza tramonto. Quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo, allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, il nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo Crescenzio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Angela, Nicola e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli, martiri, San Gennaro, il Beato Vincenzo Romano e tutti i santi che non ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia, la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato
peccati e si curi da ogni cosa imprudente, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede forte della tua Chiesa. E dona e vita e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con gioia scambiate il Signore.
Ti ringraziamo per il tuo nome, Padre, la forza dello Spirito Santo che ci hai comunicato in questi sacramenti rimanga in noi e trascorri tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Allora voglio fare alcuni avvisi. Anzitutto due avvisi che riguardano sempre la vita della comunità durante la settimana. Primo avviso: il martedì dopo la Santa Messa alle 18:30 stiamo facendo un percorso di preparazione in occasione dell'apertura del Giubileo straordinario della Misericordia. Stiamo riflettendo di martedì sulle opere spirituali, opere misericordia spirituali, come molto bello in cui possiamo, alla luce della parola di Dio, fare tante riflessioni su noi stessi, ma per l'Eternia. Poi il secondo invito è che sempre ogni giovedì, dopo la Santa Messa, abbiamo l'adorazione a Gesù Eucaristia. Poi voglio dire che giovedì 19 novembre faremo un pellegrinaggio a San Michele Arcangelo a Gargano e Padre Pio. Sono due luoghi, non si fa sempre Padre Pio e l'incoronata di Foggia. Quest'anno cambiamo. Andremo a celebrare la messa lì al mattino a San Michele Arcangelo, che all'ordine non l'ha visto, e poi andremo per pranzo a San Giovanni d'Apolo, il pomeriggio cristianeremo e quei luoghi di Padre Pio. Se qualcuno fosse intenzionato, dopo si iscriva nell'ufficio parrocchiale. Come anche domenica 13 dicembre, pomeriggio, stando sotto le festività natalizie, ci porteremo a Cava dei Libreri, dove ogni 13 del mese, in una chiesa di San Francesco, c'è la devozione di quel fotomonologio, il grande incensiere, ecco che c'è tutta la storia che adesso non so, ma è molto bello, si vedremo anche i presenti e trascorreremo una domenica pomeriggio insieme, serena. E anche per questo voi potete seguire. Poi un'ultima cosa, vedete, penso che avete entrato dalla chiesa, avete potuto vedere quest'altro sogno che si è realizzato nella nostra comunità di una nuova porta d'ingresso. E allora è un sogno e l'abbiamo realizzato. Ve lo dico non perché io vorrei essere bravo, che non mi sente, perché questo bravo magari la porto appresso, no? Vabbè, è un bene comune, va bene? E allora io, come sacerdote, va bene, amministro con il mio servizio un qualche cosa che non è mio, non è mio. Amministro un bene comune e mi sforzo di essere, con l'aiuto anche di esperti,
si fa sempre per il bene della comunità. E allora il parroco sa dei sogni, no? Sogni adesso, più di questo già altri sogni. Poi via della tua amico qualcun altro dice, ma forse già pensate questo, e allora non ci guarda, e allora tante volte, ogni cosa è ogni cosa a suo tempo. C'è un sogno, lo dico così, un sogno. Dovete sapere che sotto qua, no, sotto la chiesa, c'è una bella cantina. Dove casa vestito? Sì, tutta la cantina. Ci sono tutte le note, tutte le cose. Io termino con il nostro, domani di poterla pulire, di fare una sala giochi per i ragazzi, per e la palestra, poi c'è la palestra. Sono tutti tesori, e veramente stanno nel quando il Signore si vuole, noi realizziamo. Allora mi sono permesso, io quando dico queste cose faccio una grande difficoltà, perché non è il mio stile, chiedere tutte queste cose, però io come sacerdote devo ricavare la mia comunità al senso della responsabilità. Poi il ci pensa là, a più un mese, in casa vostra vita, l'acqua, l'ultimo parere, eppure qua, e non pensate, cari amici, con quelle piccole offerte domenicali dove riusciamo. E qui c'è il ricordo che vuol dire, noi le domeniche, le 3 messe facciamo 160, 170, 180 euro. E quindi l'anno 50.000, l'anno 180, l'anno 500, 550, adesso le voi usci, stiamo già piano piano. Questo lo dico proprio perché voi già sapete queste cose, e allora vi permetto di responsabilizzare la mia comunità a bene e a bene comune. Detto questo, un'ultima cosa. Innanzitutto stamattina voglio salutare di cuore una delle nostre suore che è qui, Sor Cristina. Sor Cristina è italiana, però vive nel Brasile, e Sor Cristina ha detto che lei ha aperto non sbaglio la casa qui del Stato Cuore e stava in questa comunità quando c'era Savastano, forse qualcuno se la ricorderà più. Sor Cristina, ecco, negli anni 60 più o meno, 60-62, lei era qui, operava anche, ecco, nella quindi si è ben messa, il Brasile non è più fatto, quindi per me si ricorda quando è stata, grazie per essere venuta, ecco l'ultima cosa. Vogliamo anche fare un augurio, un in bocca al lupo a una ragazzina che appartiene alla nostra comunità parrocchiale. Dove sta Giorgio? Eccola. Avete sentito che Giorgia la prossima settimana andrà allo Zecchino d'Oro? Allora noi vi facciamo veramente gli auguri. Che vi facciamo proprio questo, dimostrare la bellezza della sua luce, i suoi talenti, ma di rimanere sempre semplice, come tante volte possiamo essere delle maschere di creatori. Lei è una ragazzina semplice, partire da una famiglia semplice e deve continuare a essere così. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente e buono, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore è la nostra forza, andate in pace. Grazie a Dio. Yeah.